Buongiorno a tutti, sono Vanni Veronesi. Ci troviamo nel cuore pulsante e nel luogo d'origine della storia del comune di Cervignano del Friuli. Siamo cioè all'ingresso della cripta della chiesa di San Michele Arcangelo, detta pure chiesa madre, proprio in quanto è quella che in un certo senso ha dato l'origine allo sviluppo e alla storia di Cervignano del Friuli. Quello che vedete sono reperti che sono stati recuperati qui fra il 1992 e il 1993, eccomi qua, buongiorno, quando cioè tutto questo complesso fu recuperato per restauri. Come vedete le anfore sono molto belle, questa ha ancora il bollo della fornace in cui è stata fatta. Ma naturalmente quello che ci interessa maggiormente, possiamo dire, è l'epigrafe, molto probabilmente del I secolo d.C. Come vedete qui c'è Tera, e questo nesso è molto probabilmente la theta della lingua greca, quindi siamo di fronte o ad un nome greco o comunque, diciamo così, grecizzante. Ma le cose più belle le vedremo qui sotto, ecco, discese queste scale, nonché qui sopra nel magazzino dove sono attualmente conservati dal 1993 moltissimi reperti recuperati proprio qui sotto, purtroppo non visibili, ma qualche cosa si vedrà. Non ci resta che scendere e ammirare lo splendore della cripta della chiesa di San Michele Arcangelo a Cervignano del Friuli. Ripeto, il cuore pulsante, l'origine di tutta la storia di Cervignano del Friuli. Buongiorno e benvenuti dunque nella cripta della chiesa di San Michele Arcangelo. Quella che vedete di fronte a voi è la fornace con due strati, la parte inferiore è sicuramente di epoca romana, la parte superiore con una tecnica di costruzione diversa, molto probabilmente di origine longobarda. La fornace serviva alla realizzazione di laterizi e molto probabilmente fu riusata in epoca longobarda proprio per l'edificazione di quella che era sicuramente una abbazia, l'abbazia di San Michele Arcangelo, che si trovava subito qui fuori nell'attuale piazza Marconi, dove infatti c'è, visibile da uno scavo del 1915, un frammento del suo pavimento musivo. Come vedete sono chiaramente visibili i segni della combustione e della bruciatura, che quindi testimoniano che l'originale destinazione di questa struttura era per l'appunto una fornace per la cottura di laterizi. Ma ora dobbiamo proseguire la visita qui all'interno della cripta, perché di fatto i pezzi forti non li abbiamo ancora osservati e ci sono 13 tombe longobarde e una bellissima lapide del I secolo d.C. Andiamo. Quella che vediamo qui è una epigrafe sepolcrale o della fine del I o al massimo del II secolo d.C. Qui c'era l'indicazione della sua misura, locus monumenti, naturalmente queste sono le abbreviazioni,
quadratorum pedum, e qui si intravede una x, quindi come minimo 10, ma sicuramente ce n'erano 20, 25, quindi qua c'era come minimo un'altra x. Non sappiamo il nome di questa persona perché la parte superiore con l'indicazione del nome non ci è giunta. Sappiamo però di che cosa si occupava. Si occupava di progetti, quindi era o un ingegnere o un architetto o un urbanista o un geometra, comunque qualcuno che faceva dei disegni tecnici. Come lo possiamo sapere? Qui sembra un frammento di squadra, ma qui siamo sicuri. È un compasso. Dunque, la famosa fornace è qui, con i suoi segni visibilissimi di bruciatura, e la prima delle due canalette che va ad affiancare, se non va dentro proprio la fornace stessa. Su questo si sono fatte molte ipotesi. Probabilmente serviva a raffreddare l'enorme temperatura all'interno della fornace. Naturalmente ciò non è ancora verificabile. Quello che è certo è che lo stato di conservazione di questa canaletta con lo scolo delle acque è straordinario. Guardate qui e guardate soprattutto il seguito di queste riprese. È perfetta. Sarebbe splendido tra l'altro sapere dove continuava, perché come vedete gli scavi finiscono lì in fondo. Riecco l'epigrafe di prima, e in fondo, zoomiamo un attimo, scendiamo, l'altra, la seconda canaletta, quella scoperta, ma ora andiamo a vederla da vicino. La canaletta scoperta. Anche qua scolo delle acque, e lì vedete, zoom, non si vede molto, ma c'è anche qua il segno della fornace in cui quel mattone è stato prodotto. Quello che volevamo vedere tutti. Uno degli scheletri delle 13 tombe presenti qui sotto. È la tomba numero 2 questa qui. Guardate. Ecco cosa c'è a Cervignano del Friuli. Ce ne sono altre 12. Uno di questi scheletri, tra l'altro, purtroppo non più visibile, perché è stato ricoperto, era alto 2 metri, quindi sicuramente longobardo e non di certo romano. Ancora tombe, guardate. Di nuovo tombe. Anche lì dietro. E anche qua. C'è una frase di Gustav Mahler che io amo moltissimo e dice questo: la tradizione non è il culto delle ceneri, ma è la custodia del fuoco. E credo che una conclusione migliore non ci sia. Cervignano incomincia qui,
è la nostra storia, ma pochissimi cervignanesi sono scesi qui sotto perché il sito è ancora inaccessibile, è sistematicamente chiuso. Ora apriamo questo sito, facciamolo conoscere. Io ho incominciato con questo video, ne seguiranno molti altri, ve lo dico già da subito, quindi cercate di avere un po' di pazienza nei miei confronti. Ci saranno altri video sui beni culturali del comune di Cervignano, quindi Cervignano, Muscoli, Scodovacca e anche Strassoldo. Quindi arrivederci ai prossimi appuntamenti e ai prossimi viaggi. Grazie, ciao a tutti.